Chiediamo immediatamente che l'Europa ma le forze internazionali rivedano subito il ritornare in quei territori a proteggere quella gente martoriata ormai da anni e anni di guerra e di conflitti interni. Siamo preoccupati ma anche indignati perché è ovvio che si sta facendo i furbi con la pelle dei poveri cristi. Nelle ore dell'attacco turco a Kobane, CGIL e Cisle Will hanno lanciato un messaggio dal cuore di Treviso, un appello alla comunità internazionale perché si segua la via diplomatica nella crisi siriana e si protegga la popolazione curda. In centinaia hanno voluto esserci e portare la loro testimonianza anche civile. Penso sia obbligatorio per tutti i cittadini con l'animo veramente democratico. Già, perché la democrazia è sempre più in bilico e dal Medio Oriente il pericolo si sta avvicinando all'Europa. Europa che deve esserci e battere un colpo anche con misure straordinarie. L'Europa che si fa sentire, l'Europa che magari propone qualche restrizione commerciale nei confronti della Turchia potrebbe ottenere molto di più. E la questione siriana è pronta a sbarcare anche in Consiglio Comunale a Treviso con un ordine del giorno dell'opposizione. In Consiglio Comunale ho già presentato una mozione affinché anche il Comune di Treviso e tutta la cittadinanza si impegni a fare di tutto quanto possibile con il governo per fare in modo che questa azione ritorni indietro.